Luca, ma veramente? Luca, hai provato a fare la rovesciata da mezzo all'area di rigore, solo tu? Da così lontano? Dai, non fate caso che ho cominciato al terzo minuto, non fate caso, vai. Ecco qua, Marianucci. No, non c'è Marianucci. Visto il numero, il Mazzocchi, c'è un numero nuovo. Il Parma con tutto il turnover possibile e immaginabile. Ne parliamo live perché vi ho postato questa reaction prima della live, dai. Vai McTominay! Il leone in gabbia, l'avete visto? Lang, ma tira forte, perché non tiri forte? Vabbè. Bravo Noah, bravo! Rinaldi! Pure mi piacesse un gol e buongiorno per farlo sentire più rinfrescato. Bello Vallalopo, mamma mia, Mazzocchi! Mamma mia, nel palo! Gol! No! Quando segni? McTominay! Ah! Che cos'è? Nuova esultanza, fratellanza, stavo dicendo. Questo capello di forza, questa l'abbiamo spinta con tutta la squadra, sta palla in rete. Mazzocchi generoso, ha fatto bene a passare, però generosità. La palla di Lobo, signori miei. Speriamo non è fuori gioco. Sembra fuori gioco sul lancio, però non lo so. Credo che Fabri stia dicendo quello non è fallo, perché non è fallo di McTominay. Credo sia solo il fuorigioco, non lo so. Molto tempo per controllare questa cosa. Non ho capito niente di quello che hai detto. Decisione a seguito di revisione cosa? Penso fuorigioco, voglio pensare fuorigioco. Ma veramente il talloncino? Ci avete messo 17 minuti per farci vedere il talloncino. Ma veramente, poi di solito l'arbitro non deve dire niente, di solito fa così, alza la mano e si capisce. Vabbè. Andiamo a fare il gol. Bravo Paco, mettila bene. Non era male. Bravo, buongiorno, mica era male. Uè, ma se è appesa di Lorenzo quello. Proprio l'arbitro miezza a fare. Bello il Parma che protesta pure. Cioè l'arbitro fa il loro difensore, loro vogliono pure la palla, è bellissimo. Guarda Di Lorenzo. No, voglio, questo è fallo. Non ti puoi appendere alla maglia mentre quello sta saltando. Ma veramente. Dai Lang, punta! Vai Olivera, metti un bel cross. Olivera. Perché questa è un'occasione, Gutierrez non è stato messo, per Beuke, ma è una mezza, dico una mezza bocciatura, ma è da considerare come scelta, no? Hai messo Mazzocchi al posto di Beuke, ma spostando Di Lorenzo può essere anche tattica, ma... Sorry, no. La doccia. Bel cross! Ma non stiamo segnando buongiorno come vi avevo detto io! Maronna mia! Ha riasciuto Rinaldo! Fabri, ma dove sta sto fallo? Dai, non... Ma l'hai vista la partita di Doveri, che dovrebbe essere un esempio anche per come arbitrare? Bravo Matte! Non era male! Bravo Paco! Uè! Piglia Lang, piglia! Olive, alza sto pallone. Qua pensavo che Højlund l'avesse toccata col braccio, ecco perché non ho proprio urlato. Di Lorenzo, no! Quando Højlund segna 6 partite, 6 vittorie. Vabbè. Fuori gioco. Sarà un bene, tu guarda la linea. Torna. Per noi. Arriva il gol di solito quando arriva Don Raffaele. Bravo Rachmani, voglio sveglia, dai. Olivera.
McTominay! McTominay pal! Lang! Dai! Ah! Servirà molta pazienza, perché queste sono proprio le squadre che ti fanno giocare male. Voi lasciate il like e ci vediamo al secondo tempo. Non è questo piccolo grande amore. Dai, non può entrare al posto di Olivera, Valeri. No. Dai. Bravo Politano! Oh, McTominay la sta chiamando, vuol dire che qualcosa c'è. Da qui non si vede niente. Dovete avere delle telecamere migliori. Ma credo di no. Non è chiaro, ma credo di no. Io però i calci d'angolo li buttiamoli in mezzo, Si butta da Milinkovic Savic. E che Savic. Bello Mazzocchi, quasi. Comunque, tra Mazzocchi e Olivera, Mazzocchi oggi. Si può. No, che musciari Olivera, mamma mia, non ce la posso fare. Vai Lang, ti prego, ti scongiuro. Saltane uno. Olivera. Si è scocciato Milinkovic Savic, gliela dà direttamente lui. Piglia, segna. No, Scott, ti prego, ti scongiuro. Vai Scott. Poteva tirare Højlund col destro direttamente. Lo so che quello si era buttato a terra in traiettoria, ma questa poi è quando dici la mancanza di brillantezza, no, troppe partite, perdi un po' di lucidità. Sono dettagli. Bravo. Un po' lunga, Polita un po' lunga. Va bene. Sta reppando Lang, non è che si sta lamentando, sta facendo un freestyle. Bravo Spina. Un lampo, ma non sappiamo crossare oggi. Oggi non è uscito uno buono. Bravo David, ma che brutta inquadratura! Non si capiva niente. Oriali, pensaci tu. Oh, Spina fino in fondo. Mamma mia, McTominay. Oggi Højlund sembra essere senza forze, capisci? Riesce a mantenere, poi si squaglia e non riesce più a mantenere il pallone. È umano. È naturale. Vai Neres. Oh, Marakman. Si vede che Neres sta proprio a piezza. Hanno switchato Elmas e McTominay. Elmas più basso, McTominay avanti. Højlund, toccala. Non c'ha dato calcio da. Non ce l'ha dato. Non ce l'ha dato, il calcio non ce l'ha dato. Vergara, e se devi essere tu, sì tu. Sta palle Vergara, no? Il Neres pre-infortunio se la mangiava. Vai Højlund, ti prego, ti scongiuro. Lo bot! Neres! E dai, qualcuno che ci provi! Bravo Vergara! Lobba! Mannaggia! Vai Spina, eccolo! Capigliata del No, Neres, no, dai. Vergara, bravo! Ma niente. Bravo Spina! Perché c'è il McTominay a terra? No, Neres, aiuto. Non ho capito. Gli ha dato un pugno nello stomaco. Signore, 87-10. Fabbro, senti. Oh, chiama il fallo! Neres, ma per forza. Bella palla perché... Cioè, voglio, è normale. Magari si strattonano tutti e due, ma hai chiamato fallo a McTominay, non è possibile. Non ho nessuna azione da gol segnata, tutte cose da analisi tattica, da moviola. Dai Luke. Qua non ci credo, la tirata così è andata dall'altra parte, è incredibile. La presa di testa proprio così è andata di là. Si dice sperpetuo o sparpetuo, perché in alcune zone si dice sparpetuo. Ma è tiro che dai Jerry. Che nessuno ci prova, nessuno la mette a mezzo. Luca, ma veramente? Luca, hai provato a fare la rovesciata da mezzo all'area di rigore, solo tu, da così lontano. Brutto. Se nel primo tempo insomma ci abbiamo provato, abbiamo creato, siamo stati un pochino sfortunati. Il secondo tempo sparpetuo, decidete voi dove volete mettere la vocale.
È fisiologico, però è anche deprimente. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.